Veneto Banca c'è la prima chiusura indagine della Procura di Treviso, gli indagati ridotti da 11 a 4, ma i vertici dell'istituto verso il processo per ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e da ora anche falso in prospetto. Nel frattempo, il giorno dopo, l'ok per l'accordo per il ristoro dei risparmiatori, anche chi ha votato sì, parla solo di un primo passo, percorso concluso quando tutti verranno risarciti. Incendio nella notte a Nervesa della Battaglia, una trattoria completamente distrutta dalle fiamme e non è esclusa l'ipotesi del dolo. Collassa una cisterna, 5.000 litri di acido cloridrico sversati in una zona del piazzale dell'Electrolux a Susegana, fortunatamente nessun ferito. Ladri in azione in una palazzina di San Bughedi, preganzioli banditi in casa mentre al piano di sopra i proprietari stavano dormendo la rabbia dei derubati. Al Vinitaly scoppia l'allarme dazi sulle esportazioni USA che rappresentano il principale mercato di sbocco del vino Made in Italy nell'analisi di call diretti dopo l'annuncio di Trump. A Santa Maria del Rovere a Treviso, residenti contro il taglio di 80 alberi nel quartiere. Ieri sera accesa riunione in piazza con l'assessore ai lavori pubblici. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è in primo piano dunque l'inchiesta Veneto Banca, perché come abbiamo anche annunciato questa mattina nel nostro telegiornale di pranzo c'è la prima chiusura indagini e gli indagati ridotti da 11 a 4, ma i vertici dell'istituto vanno verso il processo per ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e da ora anche falso in prospetto. Insomma, le accuse si aggravano. Sentiamo. Siamo riusciti adesso finalmente a depositare l'avviso di conclusione delle indagini che verrà notificato agli indagati e ai loro difensori già credo domani e nei prossimi giorni. Oltre ai reati di false comunicazioni agli organi di vigilanza, di aggiotaggio bancario, ho inserito nell'avviso di conclusione delle indagini anche l'ipotesi di reato di falso in prospetto. Chiusa la prima tranche dell'inchiesta su Veneto Banca, quella che vede come parti offese lo stesso istituto di credito, Banca d'Italia e Consob. Da 11 gli indagati rimangono in 4. Il presidente Flavio Trinca, il direttore Vincenzo Consoli, Mosè Faggiani, ex condirettore e responsabile commerciale, e Stefano Bertolo, responsabile della direzione amministrativa di Veneto Banca. Per loro la procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. Ininfluente invece, secondo le perizie, il ruolo degli altri membri del CDA per i quali sarà chiesta l'archiviazione. Ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e da ora falso in prospetto, le accuse contestate a vario titolo. Quest'ultima si riferisce in particolare alle omissioni nelle informazioni fornite ai risparmiatori che nell'estate del 2014 parteciparono all'offerta pubblica di acquisto delle azioni della banca in fase di aumento di capitale, azioni il cui valore di lì a poco crollò. Un'indagine lunga e complessa, ferma 2 anni a Roma, poi riassegnata a Treviso, rallentata da problemi tecnici e dal mancato invio di rinforzi alla procura. Purtroppo, nonostante le richieste che sono state fatte, la nostra procura non ha ricevuto nessun tipo di risorsa aggiuntiva, né risorse umane, né risorse diciamo materiali, di attrezzature. Abbiamo dovuto arrangiarci, insomma, ecco, sostanzialmente. L'attività, malgrado questo, prosegue anche relativamente agli altri rami di indagine, tra cui truffa ai risparmiatori e bancarotta. Quella per truffa dovrebbe concludersi a breve, meno di una decina gli indagati, a conferma che anche in questo caso si punta ai vertici, a chi decise le politiche della banca e non a chi eseguì. 3.500 le parti offese. Adesso siamo a buon punto. Le indagini sono quasi concluse e quindi anche per quella auspico che nel giro di un mese o al massimo un paio di mesi di poter emettere l'avviso di conclusione delle indagini. Intanto ieri a Roma, come vi abbiamo raccontato, la quasi totalità delle associazioni presenti, 17 su 19, ha votato a favore della linea TRIA per il ristoro dei risparmiatori truffati, ma anche coloro che hanno condiviso la soluzione del Ministro parlano solo di un primo passo e che il percorso sarà concluso solo quando tutti verranno risarciti. Il risarcimento dei risparmiatori, come previsto dalla Costituzione, avverrà quando chi ha ricevuto un danno verrà indennizzato per l'intero importo.
Questo è solo un primo passo, non è ancora il momento di festeggiare. Franco Conte, presidente del Codacons, ieri sera era a Roma all'incontro di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. Lui, insieme ad altre 16 associazioni di risparmiatori, ha votato a favore della soluzione TRIA per le modalità di ristoro, ma nonostante questo, spiega, il percorso non è ancora concluso. Intanto cerchiamo di portare a casa questo 30% che sarà come una pioggia che è arrivata come adesso dopo una siccità. I tempi per cui si arrivi al 100% dipenderà dal Parlamento. Sono 3 miliardi di fatto sul tavolo del Ministro, che basterebbe un voto del Parlamento ma anche un atto solo del Ministro per destinarli ai risparmiatori. Anche per il sindaco di Montebelluna, la città di Veneto Banca, è necessario un passo in più. Io spero che si voglia continuare in questa direzione, riconoscendo a tutti i soci che sono stati danneggiati un ristoro economico che sia perlomeno adeguato. Marzio Favero ricorda poi come l'idea di una legge speciale sia partita proprio da Montebelluna. Quando abbiamo condotto le riunioni come sindaci, la prima proposta che abbiamo avanzato è quella che ci fosse una legge per aiutare coloro che erano in difficoltà. Nel vertice romano stabilite dunque le modalità di indennizzo degli investitori, che non saranno tutti rimborsati automaticamente, risarcimenti diretti solo per coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro, coloro che dispongono di un patrimonio immobiliare non superiore a 100.000 euro. L'indennizzo sarà pari al 30% delle somme perdute per gli azionisti, mentre gli obbligazionisti subordinati riavranno il 95% del capitale andato in fumo, soluzione che a Montebelluna soddisfa a metà. Non è che io abbia perso chissà cosa, però c'è poco da fare. Nella vita hai bisogno anche dei 30-40 mila euro, chi anche dei 10, no? E quindi sono 2 anni intanto che aspettiamo e però ancora non si vedono cose sicure e certe. A me comunque sembra già un successo, insomma, per quello che, ecco, che non mi aspettavo una conclusione così. A mio parere uno dovrebbe riavere anche con gli interessi tutto quello che ha perso. E adesso la cronaca è a Nervesa della Battaglia, la notte di paura, le fiamme che hanno distrutto completamente una trattoria. Fiamme alte ed un fumo denso. L'incendio è scoppiato intorno alle 2 di notte. In un attimo la trattoria La Baracchetta in via Ossaria, al Nervesa della Battaglia, è stata avvolta dal fuoco. La struttura, quasi completamente in legno, è andata distrutta. I danni sono ingentissimi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo alcuni residenti che hanno subito chiamato il 115. Sul posto, oltre ai carabinieri, diverse squadre dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna, che hanno lavorato per tutta la notte e parte della mattinata per avere ragione delle fiamme. I cittadini non riescono a crederci, mai accaduta una cosa simile, ci racconta questo residente. L'ho visto passando, adesso penso dovrei fare una camminata, vai su per qua e vedo meglio ancora. Non so tutti quanti anni che baracchetta non è mai successo, insomma. La trattoria era chiusa da gennaio, attività insomma ferma, anche se l'impianto elettrico era stato da poco revisionato. Sì, era chiuso, sì. Io mi messo per pittarlo a nuovo perché era andato da via qui che era qua. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a stabilire le cause di questo pauroso incendio. Per il momento nulla viene escluso, ogni ipotesi rimane aperta. Il cancello, comunque hanno spiegato gli investigatori, era chiuso con un lucchetto e non sarebbero stati trovati segni di effrazione. Le indagini dei carabinieri. A Susegana invece l'incidente che ha visto ancora una volta in azione i vigili del fuoco, ma non solo, sversati 5.000 litri di acido cloridrico all'Electrolux. Una cisterna è collassata e sono stati sversati 5.000 litri di acido cloridrico. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata nella sede dell'Electrolux in via Foresto Est a Susegana. Una parte della sostanza che ha raggiunto il piazzale ha letteralmente corroso l'asfalto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Treviso, Conegliano, Mestre e il nucleo NBCR. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, spiega Augustin Breda, RSU Electrolux. Decisamente è un incidente grave, non si può sminuire, il fatto che ci siano state conseguenze non può non porre il problema di una maggiore attenzione e controllo a queste cisterne, perché lo sversamento è avvenuto a causa di una corrosione della cisterna stessa, probabilmente dovuto al tempo,
e quindi anche di conseguenza un controllo non adeguato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, è rimasta transennata per tutta la giornata, l'asfalto è stato lavato con sostanze particolari, un intervento che è durato parecchie ore. Dopo che sarà completata la messa in sicurezza di tutto capiremo il perché di questo incidente e soprattutto il fatto che ci sia stata una distrazione così importante su un impianto, diciamo, anche se esterno, non interno del lavoratore, anche se esterno, eccetera, ma che poteva avere conseguenze molto più gravi di quelle che ha avuto. Fortunatamente, spiega Breda, ha funzionato la vasca di raccoglimento che ha contenuto lo sversamento all'interno dei recipienti preposti, solo una piccola parte fuoriuscita. La fortuna è che non ha toccato le falde, e lo sversamento non è arrivato al vicino fossato che porta poi sul vicino torrente e quindi le acque non sono state inquinate, però insomma non si può vivere sempre di fortuna. Sul posto anche i carabinieri di Conegliano. Di nuovo la cronaca giudiziaria, la procura di Treviso ha infatti aperto un fascicolo sulla morte del bimbo di soli 2 mesi, morto nella notte tra venerdì e sabato scorso per un malore probabilmente causato da un rigurgito, ne abbiamo parlato ieri. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo a carico di ignoti. Il sostituto procuratore ha disposto che sulla salma venga effettuata l'autopsia. Secondo la ricostruzione erano da poco passate le 2 di notte dello scorso venerdì quando al centralino del suo è arrivata la chiamata disperata dall'appartamento di Conegliano da parte dei genitori. Il piccolo era stato colpito da questo malore improvviso nella culla dove stava dormendo, poi poco dopo il ricovero d'urgenza in ospedale, la morte del piccolo. E adesso a Sambughè, siamo a Preganziol, purtroppo non si fermano le razzie nelle abitazioni, questo è accaduto in una palazzina di notte. Via Luisello, Sambughè di Preganziol, la tranquillità di questa palazzina in cui vivono 3 famiglie è stata bruscamente interrotta ieri mattina da una scoperta scioccante. I ladri sono entrati in uno degli appartamenti e tentato di scassinare la finestra di quello accanto, senza però riuscirci, il tutto mentre i proprietari di casa di entrambe le abitazioni stavano dormendo al secondo piano, ignari del pericolo. Solo la mattina quando ci siamo svegliati abbiamo trovato il vicino che ci ha avvisato. E in più noi abbiamo trovato lo scasso sul balcone in pratica. Le vittime del furto non se la sentono di parlare, ancora sconvolte. A raccontare come si sono svolti i fatti i vicini che solo alla luce del giorno si sono accorti dei fori lasciati dai banditi sugli scuri di casa. Nella prima abitazione i ladri hanno rubato il denaro e i documenti contenuti nella borsa, poi abbandonata in giardino. Devono essere stati indisturbati e sono usciti, però riattraversando di nuovo le terrazze e sono passati dal lato delle nostre terrazze e anche là hanno tentato di scassinare. Ladri acrobati che probabilmente con un balzo o utilizzando una tavola di legno sono passati da un terrazzo all'altro. Sono passati dalla parte del campo da calcio in pratica che è libero dalla parte opposta e hanno scavalcato la rete e da là sono saliti su per le terrazze arrampicandosi come gatti. Si suppone che i banditi siano stati disturbati dal padrone di casa che si è alzato e ha acceso la luce. L'uomo è consapevole di aver corso il rischio di trovarsi faccia a faccia con i ladri, ma anche, spiega, la certezza di essere pronto a difendere i propri cari. Non servono pistole, basta avere anche una pentola di quelle belle pesanti o un manganello. La famiglia è sacra e chi entra in casa mia se non è invitato mi dispiace, ma queste cose non le accetto. Un episodio che lascia dietro di sé rabbia e paura. Noi dobbiamo fargli paura, non c'è altro da fare. Non ti senti neanche sicuro di startene tranquillo tu dentro alla tua casa e ti vengono a rubare. E adesso parliamo del prosecco, del vino. Non c'è solo la festa al Vinitaly, oggi anche l'allarme dazi sulle esportazioni in USA che rappresentano il principale mercato di sbocco del vino made in Italy con un valore di 1,5 miliardi, un aumento del 4% nel 2018. L'allarme emerge da un'analisi della Coldiretti dopo l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di applicare dazi per un valore di 11 miliardi di dollari sui prodotti europei che colpirebbero anche vino, formaggi e olio d'oliva in risposta agli aiuti europei all'Airbus che danneggiano la Boeing alle prese con la crisi scaturita dagli incidenti di cui è stato protagonista il 737. Da sottolineare, afferma Coldiretti, il continuo incremento delle esportazioni di spumanti italiani, trainato ovviamente dal Prosecco. Nel 2018 sono ammontate a un valore di 333 milioni con un balzo del 13%. Dunque anche il Prosecco nel mirino dei dazi, l'allarme lanciato oggi da Coldiretti. Un altro dato invece
ma torniamo a parlare di cronaca, è quello che riguarda le donne. 9 donne su 100 in Veneto sono vittime di molestie fisiche o ricatti sessuali nelle fabbriche e negli uffici. Un fenomeno diffuso, rileva la CGIL del Veneto, che ha svolto questa indagine e che proporrà questa indagine nel dettaglio domani in un convegno a Treviso. Un'indagine e un dramma per molte donne che spesso distrugge le persone e caccia le vittime dai posti di lavoro. Di violenza sulle donne si è parlato oggi anche a ore 13, ma diciamo la violenza fisica sulle donne, 2711 casi all'anno in Veneto, a Treviso provincia circa 200 le donne che ogni anno vengono prese in carico dai centri antiviolenza, 80% italiane, 20% straniere. Ed è emerso proprio nella puntata di oggi un dato che fa pensare: gli uomini che violentano le donne o che le picchiano hanno spesso titoli di studio medio-alti, insomma bisogna uscire dallo stereotipo che si tratti che l'uomo violento sia un uomo di bassa cultura, ha spiegato Monica Inio, psicoterapeuta, coordinatrice di Telefono Rosa. E fra tanti casi raccontati dalla dottoressa Inio, uno emblematico raccolto proprio nella Marca trevigiana, lo sentiamo in questo brevissimo estratto. Una storia significativa che leggevamo anche nei corsi di formazione con la scuola di sanità pubblica è la storia di una donna che per tanti anni ha subito violenze fisiche, psicologiche, sessuali e che il marito comunque apparteneva a una classe sociale medio-alta e occupava un ruolo di rilievo. La situazione economica era ottima in casa, lei era casalinga e ha accettato, il ciclo della violenza si ripeteva sistematicamente, per cui ogni volta che lui poi la portava in vacanza, portava i fiori, la portava a cena fuori, il ciclo era lo stesso, quindi il copione era lo stesso. A un certo punto lei ha avuto un accesso al centro antiviolenza, sì. Ha avuto una serie di incontri che da noi vanno da 3 a 5 incontri in media, alcuni poi proseguono con un percorso di psicoterapia breve, noi siamo tutte psicoterapeute e tutte le psicologhe sono psicoterapeute e lentamente ha avuto quel percorso di consapevolezza, ha aumentato l'autostima, ha aumentato, quindi ha lavorato su se stessa e un bel giorno è uscita di casa e quindi lei dice quello che ha sentito principalmente di aver riacquistato la sua dignità di donna, di persona, è uscita dalla violenza ed è uscita, quindi è un caso positivo che è finito bene. Pochissimi istanti di pubblicità e poi di nuovo il telegiornale di Treviso. Pasqua. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo da Matteo Del Pupo, lo ricorderete, il cantautore trevigiano, l'autore della parodia dedicata alla Prosecco della canzone vincitrice del Festival di Sanremo Soldi. Si parlava proprio di Prosecco ed è ironia della sorte. Del Pupo in questi giorni è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di arresto, pena commutata in 84 giorni di lavori socialmente utili per guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono al maggio di 2 anni fa, quando Del Pupo era stato fermato dai carabinieri di Conegliano per guida in stato di ebbrezza. Il giovane poco prima era uscito di strada con la sua auto finendo contro un muletto a Godega di Sant'Urbano. Una pattuglia di carabinieri lo aveva intercettato, lo ha sottoposto all'alcol test, è risultato quindi poi positivo, quindi poi l'iter giudiziario e la condanna di ieri. Lo stesso Del Pupo poi sui social ha detto ai suoi fans non fate come me, come dicevamo. I 2 mesi e 20 giorni sono tramutati in 84 giorni di lavoro socialmente utili che svolgerà presso il comune di Codogna. Adesso a Santa Maria del Rovere, non tagliate quegli 80 alberi, è la protesta di un gruppo di residenti che ieri sera si è trovato a discutere con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Treviso, con toni anche accesi. Vediamo. Allora, io ho convocato la riunione perché io da poco che sono residente qui e ho scoperto che c'è questo progetto e siccome come me penso anche tanti altri non sono d'accordo su questi tagli.
Assolutamente. Quelli malati, ok, il resto deve rimanere, neanche uno di meno. Piazza Martiri di Belfiore, è bastato un post su Facebook per radunare una trentina di residenti che dicono no al taglio di decine di alberi nel quartiere di Santa Maria del Rovere, oggetto di un intervento di riqualificazione grazie al bando periferie. Via Radaelli, via 55° Reggimento, uno scempio, dicono gli abitanti del quartiere. L'assessore ai lavori pubblici, Sandro Zampese, arrivato con il consigliere Mirko Visentin, non nasconde i numeri: 80 gli alberi da tagliare, una quarantina sono a fine vita, dice. Si discute vivacemente mentre cala la sera, si cerca di chiarire cosa il progetto prevede. Stiamo parlando di filari sulle vie, non sulla piazza. Quella sulla piazza. Ma noi non vorremmo neanche uno di quelli. Ci si lascia con un impegno, un nuovo incontro a breve, stavolta in una sala parrocchiale, ma il problema rimane. Sono molto delusa, perché ho capito che non si può, cioè dalla parte dell'amministrazione non si può fare nulla, perché questo progetto è già diventato esecutivo e quindi praticamente bisogna accettarlo per quello che è. È un tema caldo, il quartiere dimostra di essere sensibile a questa tematica, perché effettivamente è l'ultimo polmone verde su Treviso, tra l'altro fra due strade ad alto traffico, via Tommaso Salsa e viale Felicent, e quindi questi abitanti ne pagheranno il prezzo. Zampese spiega che gli alberi vanno rimossi e sostituiti per consentire la posa della fognatura. Rispetto al progetto precedente il numero di alberi da abbattere è stato ridimensionato, chiarisce l'assessore. Noi qui dobbiamo riqualificare il quartiere, dobbiamo mettere la fognatura nera che manca, rifare l'acquedotto, la fognatura bianca, l'illuminazione nuova, le nuove pavimentazioni, eccetera. Questo ha un costo perché i sottoservizi sono invasivi. Zampese si impegna infine a fare di tutto per limitare le conseguenze sul verde. Durante le fasi di esecuzione dei lavori, se vi sarà la possibilità anche di salvare altre essenze, ben venga, noi faremo di tutto per far questo. Ancora da Treviso, 3 mozioni a sfondo sociale sono quelle presentate dalle minoranze a Palazzo dei 300. Sconti sulle tasse comunali per i locali che rinunceranno a slot machine e videopoker. È la proposta contenuta in una mozione presentata dai consiglieri di Treviso Civica, gruppo misto e Partito Democratico, per contrastare il dilagare della ludopatia che nel capoluogo conta il 44% dei pazienti in cura al servizio dipendenze dell'ULSS 2. Limitarne gli orari non basta e in attesa dell'iter del disegno di legge partito proprio dalla Marca, le minoranze chiedono che le attività che aderiranno vengano contrassegnate con un marchio etico, quello di locale no slot. Attraverso questo distintivo noi promuoviamo una condivisione del problema, per cui anche la famiglia in difficoltà perché all'interno c'è un membro che si è inguaiato come appunto con il gioco, può anche sentirsi sostenuta, non è più una vergogna, è un qualcosa per cui tutta la comunità si muove, stimola e dice bene, liberiamoci da questi locali appunto con le macchine per il gioco d'azzardo. Depositata anche un'altra proposta a favore delle fasce più in difficoltà, quella dell'istituzione del cosiddetto baratto amministrativo. Baratto amministrativo vuol dire che si trovano delle maniere alternative per come dire, esigere dei crediti da parte del comune nei confronti di quei cittadini che per diverse ragioni non riescono a pagare questi debiti attraverso attività di tipo sociale o di qualunque tipo, insomma, e questo ha vantaggio sia delle molte purtroppo situazioni di difficoltà da parte dei cittadini, ma anche un vantaggio per il comune che in questo modo potrebbe ottenere dei servizi. Infine la proposta di istituire un question time del cittadino, uno spazio, mezz'ora, un'ora prima del Consiglio Comunale, sarà da decidere, in cui chi prenoterà potrà sottoporre le proprie domande all'amministrazione comunale. In chiusura una notizia di sport importante, le Pantere dell'Imoco Volley infatti Conegliano approdano alla finale di Champions League di Berlino, poco fa di fatto hanno staccato il biglietto per la finale aggiudicandosi i primi 2 set della gara di ritorno, la semifinale contro il Fenerbahce in Turchia. Dopo l'andata e il netto 3-0 al Palaverde bastavano la vittoria di 2 set e così è stato, 25-18 e 25-22, quindi le Pantere di coach Santarelli approdano alla finale di Champions League, quindi un risultato molto importante per il volley italiano, intanto ovviamente poi anche il volley veneto e il volley di Marca. A 20:10 fra pochissimo
Ospite di Ferdinando Varino sarà il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, arrivato da pochi giorni in Laguna, e con lui parleremo della festa della polizia domani, ovviamente in tutto il Veneto, 160 anni della Polizia di Stato, ma anche e soprattutto di quella di Venezia, perché domani seguiremo in diretta a partire dalle 10:30 la festa della polizia che si svolgerà a Mestre, quindi ovviamente non perdete domani la diretta dalle 10:30 e non perdete ovviamente 20:10 fra pochissimo proprio con il questore di Venezia. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prosegue questa fase di maltempo sulle nostre regioni ed è previsto che duri ancora per qualche giorno, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 10 aprile. Sul Veneto avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata sin dal mattino con precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino con piogge frequenti e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.